le eccellenze del Vinitaly a Verona a quelle dell'enogastronomia veneta imbandita a tavola a Bruxelles per tutelare i nostri prodotti. E continuiamo a parlare di eccellenze venete a tavola, piatti tipici della nostra regione, protagonisti a Bruxelles. Festa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles per l'iniziativa Sapori di Veneto, organizzata dagli alimentaristi di Confartigianato Imprese Veneto e dall'europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto. Obiettivo: valorizzare le eccellenze dell'enogastronomia veneta, una missione complessa ma curata nei minimi particolari da 25 maestri artigiani di tutti i mestieri della tradizione regionale. Pasticceri, panificatori, pastai, gelatieri, cioccolatieri, ristoratori, caseari, salumieri, gastronomi e molitori che hanno accompagnato gli ospiti in una passeggiata gustosa lungo gli itinerari culinari tipici delle 7 province venete. Crediamo che i prodotti veneti vadano tutelati. Purtroppo, troppo spesso l'Europa non tutela i prodotti tipici, non tutela il mondo dell'artigianato. L'iniziativa è ovviamente, attraverso i sapori del Veneto, far conoscere la nostra terra, sia dal punto di vista turistico, ma anche far riflettere i parlamentari, i funzionari di questa Unione Europea che bisogna tutelare il made in, bisogna tutelare il prodotto tipico, perché solo attraverso questa tutela possiamo salvare il mondo dell'artigianato, che in fondo è quello che riesce ancora a sopravvivere in questo momento di forte crisi. La produzione agroalimentare del Veneto è vastissima, i prodotti tradizionali censiti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali sono 356, solo nella lavorazione carni, produzione formaggi e panifici operano nella regione oltre 8.000 aziende che danno lavoro ad oltre 32.000 persone.